Ieri pomeriggio la fiaccola olimpica ha fatto tappa a Udine in piazza Libertà. Il braciere è stato acceso dalla ginnasta Tara Dragas e c'è stato anche qualche momento di tensione per l'azione dimostrativa di una cinquantina di manifestanti pro-Palestina. Sentiamo Andrea Rinaldi. È stata la ginnasta Tara Dragas, la tedofora, che ha acceso ieri sera a Udine, nella centralissima piazza Libertà, il braciere olimpico dei prossimi giochi invernali di Milano Cortina. La portacolori dell'ASU, già medaglia di bronzo alla World Cup di Baku e protagonista ai mondiali di specialità di Rio de Janeiro, è salita sul palco con la torcia olimpica accolta da una folla festante nonostante una fastidiosa pioggia. Un'emozione che la diciottenne udinese ricorderà a lungo. Il sogno di qualsiasi sportivo e qualsiasi atleta è sicuramente quello di partecipare alle Olimpiadi. Quindi questa fiaccola ha sicuramente un significato molto importante per me personalmente, ma per qualsiasi sportivo. Tra i 37 tedofori scelti dalla Fondazione Milano Cortina c'era Michele Antonutti, bandiera del basket udinese. Io pensavo che lo sport mi avesse regalato tutte le emozioni, invece quello di fare il tedoforo per Milano Cortina 2026 è stata un'emozione incredibile nella mia città, con tanti tifosi, amici, appassionati di pallacanestro. Una sensazione provata anche da chi vanta una partecipazione olimpica da mezzofondista. Sono i valori che io nel lontano 1976, quando avevo 19 anni, ho vissuto partecipando alle Olimpiadi di Montreal.